Buongiorno a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna, prossime al via le femmine di 5-6 anni della prima corsa. 1 Aliprav, 2 My Love Zen, 3 Kiko Font, 4 Arizona Jet, 5 Anastasia Trio, 6 Alchimia di Casei, si ritrae Anastasia Trio e si parte con veloci a Kiko Font e Arizona Jet che si lottano il comando. A Kiko che mantiene qualcosa di dentro ad Arizona, la quale insiste lungo la prima curva. In terza posizione c'è Alchimia di Casei che attende gli eventi. Arizona alla fine passa nei confronti di Akiko. In terza posizione Alchimia di Casei che dopo 200 metri in 14,3 si mette in moto e va a chiedere strada ad Arizona Jet. In quarta posizione c'è Aliprav che precede Anastasia Trio e My Love Zen i 400 metri in 29,3 con i quali Alchimia di Casei ha preso la testa e il controllo delle operazioni. Sulla curva di sinistra Alchimia di Casei guida la fila indiana, seguita da Arizona Jet che le ha concesso strada, poi a Kiko Font, quindi Aliprav, Anastasia Trio, My Love Zen alla retroguardia. Passaggio davanti alle tribune con Alchimia di Casei che continua a guidare su Arizona Jet, nessuna ovviamente fa la mossa esterna anzitempo, un'altra frazione in 29,5 e sulla curva di destra le femmine vanno così verso il primo chilometro che viene passato in 1,14 spaccato con una frazione in 15,2. Alchimia di Casei guida nei confronti di Arizona Jet, Akiko Font, Aliprav, Anastasia Trio, My Love Zen, tutte in rigorosa fila indiana finché non si muove Aliprav che scatta dalla quarta posizione. 14,6 la dritta opposta alle tribune, un'altra frazione in 29,8 a 300 dalla conclusione. Alchimia di Casei è sempre in netta evidenza nei confronti di Arizona Jet. Aliprav che prova ad avvicinarsi al largo, la piegata conclusiva passata in 14,7, Alchimia in vantaggio, Arizona che prova ad andare di dentro al largo Aliprav, poi Anastasia Trio. Alchimia di Casei è in vantaggio, deve essere sollecitata per respingere Arizona Jet, ma nel finale vince con mezza lunghezza seppur non così in maniera brillante, 1,13,4 ragguaglio cronometrico per Alchimia di Casei. Andrea Farolfi, Mauro Baroncini, colore della scuderia Corona Boreale, percorso di testa dopo aver ottenuto strada da Arizona Jet, la quale la impensierisce un pochettino nel finale. Arriva un'incollatura dalla vincitrice, mentre per il terzo posto a centropista Anastasia Trio dovrebbe aver avuto la meglio per la terza moneta. 6-4-5 l'ordine arrivo probabile della prima corsa dall'Arcoveggio.